co-regista del documentario Ritratto di uno sconosciuto, che verrà proiettato domani pomeriggio, poi farete l'incontro con i ragazzi. Ecco, come è stato costruito questo documentario? In realtà l'idea nasce da Barbara Mastroianni, nel senso che lei ovviamente aveva tantissime fotografie, filmati di suo padre privati e anche di lavoro, e voleva fare una specie di omaggio a suo padre. E dato che noi siamo amici di infanzia praticamente, io e Barbara particolarmente, abbiamo deciso di fare appunto un racconto di Marcello Mastroianni visto dalle figlie. Per cui siamo andati a Lucca, dove Marcello Mastroianni aveva una casa, lui era già morto perché erano 10 anni dalla sua morte, e con Barbara e Chiara, l'altra figlia francese di Marcello, e loro si sono raccontate una con l'altra i loro ricordi della vita col padre. Che riguarda soprattutto Lucca, dove abbiamo un po' ambientato proprio per ragioni storiche legate alla famiglia, la parte che riguarda Barbara e Chiara, quindi nella casa che Marcello scelse molti anni prima per un po' ritirarsi dal clamore di Roma, di tutto quello che era un po' quello che girava intorno alla sua attività. Ecco, dei ragazzi che volessero approcciarsi al mondo documentaristico, quale percorso devono fare? Ma sai, il documentario è la scuola un po' di tutto, secondo me. Io appunto nel mio strapiccolo ho fatto sempre tesoro dell'esperienza di reportage in ambito fotografico, in documentario in ambito appunto più direttamente cinematografico. Questo diciamo che più che un documentario assomiglia più a un ritratto, no? È la forma ritratto del racconto, diciamo. È un ritratto intimo di Marcello, infatti ritratto di sconosciuto perché non è il Marcello Mastroianni, attore famoso in tutto il mondo. Quanto tempo ci avete messo a costruire questo percorso? Adesso quantificarlo non glielo saprei, lì a Lucca siamo stati una settimana, 15 giorni, insomma comunque era un posto piacevole, oltre al lavoro c'era anche il fatto di stare tutti insieme, e poi ci siamo messi appunto nella post-produzione. Sì, e quella è durata un pochino di più, insomma diciamo che in 4-5 mesi l'abbiamo fatto. E continuo a pensare che questo tipo di evoluzione è quello che mi interessa di più in questo momento, cioè elaborare la forma ritratto, che può riguardare sia persone estremamente famose come Marcello, che illustri sconosciuti. Il racconto della biografia. Il racconto della biografia di amici, di persone a cui diciamo ti senti legato, ti senti affettivamente legato, sono le affinità elettive verso quel tipo di persona che ti ci portano, no? A sceglierlo. E quindi quella è la strada, che è una strada molto attinente al documentario, diciamo, non ha proprio l'immediatezza del reportage, del lic et nunc che vai però c'è sempre questa disponibilità a rubare l'attimo, a trovare quel momento e non altri, no? Che vada un po' fermato in un'immagine ormai digitale, diciamo, per lo più digitale. Quindi è un po' questo il nostro percorso. Oggi, cioè domani anzi, verrà proiettato e presentato ai ragazzi. Che cosa pensa possa raccontare questo? Che un attore famoso poi quando è in famiglia rimane un uomo normale come tanti altri, con i suoi difetti, con i suoi pregi. Comunque Marcello era un uomo speciale, perché appunto era un uomo di una grandissima umanità, di una grandissima simpatia, è sempre rimasto umile nonostante fosse una grande star. E per cui forse quello possono capire il fatto che diventare famosi non necessariamente deve cambiare le persone.